Il messaggio scambiato su WhatsApp che vi mostriamo e che ci è stato girato da uno dei figli lascia spazio a poche interpretazioni. In seguito alla scelta di riduzione di utenti presi in carico, avendo superato il numero di pazienti fragili da seguire, vi comunico che i signori non saranno più seguiti dal nostro studio. Vi invitiamo pertanto a provvedere ad individuare un altro medico entro una settimana. I pazienti sono due coniugi di Padova, 88 e 86 anni, che da due erano seguiti dalla dottoressa Cecil Chienghe. Un piccolo terremoto questo per persone che nel medico di famiglia vedono un'ancora e un conforto e che avevano scelto la dottoressa Chienghe anche per conservare, per quanto possibile, una loro autonomia. Tanti passaggi che lasciano quantomeno aperte diverse domande, compresa la modalità in cui la famiglia ha scoperto di non avere più un medico di riferimento dalla farmacista a cui si erano rivolti per avere dei consigli dopo aver cercato invano di contattarla. La cosa buona è che per fortuna i due anziani sono già diventati pazienti di un altro medico di famiglia, ma su quanto accaduto l'ULSS 6 Euganea ha deciso di aprire un'indagine. Del resto, precisa l'ULSS, se è vero che esiste un massimale di pazienti che possono essere iscritti presso un medico, un tetto al numero di pazienti fragili non esiste. In attesa degli sviluppi dell'indagine, l'ex ministra per l'integrazione del governo Letta ed ex europarlamentare non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.